It. Celebrazioni e feste per il 25 aprile ricordando la liberazione, ma anche San Marco, patrono di Venezia. Non mancano le polemiche politiche che i mestrini però non alimentano. A Marconi il sindaco esclude Bella Ciao dal programma delle manifestazioni ufficiali perché, spiega, è una canzone strumentalizzata e crea divisione sociale. Buone notizie per Chioggia, dalla regione l'ospedale cittadino rimarrà centro di primo livello anche nelle nuove schede ospedaliere. Soddisfatto il sindaco. Trovata morta nella sua abitazione della Giudecca una 35enne veneziana, tra le più importanti imprenditrici internazionali specializzate nell'organizzazione di matrimoni e feste. Scoperte fatture false per 900.000 euro, la Guardia di Finanza di San Donà di Piave sequestra beni e conti correnti per un valore di 600.000 euro e denuncia 5 persone. Baby Gang a Venezia e Mestre, oggi vertice in prefettura per fare il punto sulle indagini, pronti a aumentare i controlli e a punire i responsabili. In vista delle elezioni amministrative e politiche, la Confartigianato propone una chiave di lettura del Veneto, punti deboli e preoccupazioni, ma anche le certezze. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Partiamo, lo avete sentito dai titoli, dalle celebrazioni e dalle feste per il 25 aprile, certo festa della liberazione, ma anche San Marco, patrono della città di Venezia. Non mancano le polemiche politiche che i mestrini però paiono proprio non voler alimentare. 25 aprile tra festeggiamenti e polemiche a Mestre, da un lato le molte celebrazioni in programma per la liberazione dal nazifascismo e per San Marco, patrono della città, dall'altra le polemiche politiche che si sono registrate in questi giorni. Le manifestazioni principali si svolgeranno a Venezia in piazza San Marco alle 9:30 e in campo del Ghetto Nuovo alle 11:30 e a Mestre in piazza Ferretto alle 11. La Maina Bandiera nelle due piazze alle 18:50 concluderà la giornata. Luogo simbolo è piazza Erminio Ferretto, partigiano trucidato dai nazifascisti nel 1944. Dalla fine della seconda guerra mondiale la piazza porta il suo nome e proprio la brigata Garibaldi a lui intitolata liberò la città dai nazisti prendendo il controllo della piazza. Questa piazza tra l'altro è dedicata a un partigiano. A un partigiano, esattamente, sì. Beh, dopo c'è anche da dire questo, che dopo il 25 aprile tutti sono diventati partigiani, però penso che questo fosse un partigiano vero. È una festa nazionale di San Marco, no? È giusto celebrarla? È giusto celebrarla, Anche la liberazione? Sì, è esattamente la liberazione, noi siamo un popolo libero ormai. Ben venga 25 aprile. Sapete che è intitolata questa piazza Ferretto? So che si chiama Piazza Ferretto, ma io non sono di Mestre, quindi non... È comunque un partigiano. Bene, sono felice di essere qua allora. È la festa costituente, è la festa importante, è la festa del nostro paese. Però le polemiche di questi giorni? Ridicole, onestamente. Vabbè, siamo vicini alle elezioni, quindi la gente si attacca a quello che può. Giusto festeggiarle? Beh sì, perché no? La Ci sono state molte polemiche in questi giorni. No, beh, la liberazione, anche San Marco, è giusto festeggiarli. E questa piazza sa a chi è dedicata? A Piazza Ferretto, sì, partigiano, certamente. È stata una svolta comunque, la si pensi, nella storia dell'Italia, per cui c'è stato il passaggio ovviamente da un regime dittatoriale, è stata la premessa della democrazia che bene o male stiamo vivendo da 70 anni. Giustamente sì, anche se purtroppo io ad esempio come giovane lavorerò comunque, quindi per me la festa sarà molto ridotta, però sicuramente trovo che per quel poco che vale penso che quelle festività che ci sono sia giusto sfruttarle. Ed è un 25 aprile, lo avete intuito sicuramente, dove non mancano le polemiche. A Marcon il sindaco ha escluso Bella Ciao dal programma delle manifestazioni ufficiali perché, ha spiegato, è una canzone strumentalizzata e che provoca fratture, divisioni sociali. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao.
Secondo alcuni storici della canzone italiana, Bella Ciao fu cantata poco durante la guerra di liberazione. Ciò che è certo è che a partire dalla seconda metà degli anni 40, la versione partigiana di una melodia che affonda le radici nella tradizione popolare ha conosciuto una diffusione tale da renderla una sorta di inno semi-ufficiale della Resistenza. Durante le celebrazioni del 25 aprile 2019, però, Bella Ciao non risuonerà più in tutti i comuni della città metropolitana di Venezia. A Quarto d'Altino, ad esempio, o a Marcon, dove il sindaco Romanello schiva le polemiche ma non indietreggia. Il 25 aprile è sicuramente un momento di unione, riguarda la liberazione d'Italia, ma da questo possiamo dire tranquillamente che Bella Ciao non è un inno di unificazione. Viene strumentalizzato a mio parere in maniera forte da partiti politici e da coloro che invece vogliono far diventare il giorno della liberazione un momento di divisione sociale. In segno di protesta l'ANPI non parteciperà alle manifestazioni dei due comuni. L'invito è di cantare comunque Bella Ciao, anche se non prevista nel programma ufficiale. Romanello non si scompone, ma sicuramente non si unirà al coro. La canzone Bella Ciao non è attualmente nel nostro programma, se chi vorrà essere presente avrà voglia di cantarla, io non parteciperò a questo momento. Ma com'è che si è formata l'opinione che Bella Ciao sia un canto di parte? Per il semplice fatto che viene identificato da ANPI come altre associazioni combattentistiche come un vero e proprio inno. La mia sensazione è che anche quella che è la cultura che va insegnata ai nostri bambini, ai nostri alunni, deve essere prima di tutto spiegata adeguatamente e successivamente non imposto di cantare questa canzone, ma deve essere una libera scelta. Lasciamo questa pagina dedicata al 25 aprile, parliamo di sanità. Arrivano buone notizie per Chioggia dalla regione. L'ospedale cittadino rimarrà un centro di primo livello anche nelle nuove schede ospedaliere. Prendo con soddisfazione la notizia che l'ospedale di Chioggia è salvo e rimarrà un ospedale SPO. Qual è il rischio che è stato scongiurato con questa decisione? Per quanto riguarda i servizi al cittadino sono potenziali tagli ai posti letto e i primariati che dovrebbero essere rimessi in essere. Dopo il civile di Venezia, anche per l'ospedale di Chioggia è arrivata la fumata bianca. Nelle nuove schede ospedaliere manterrà la qualifica di SPOC, vale a dire di quello che nelle indicazioni del Ministero della Salute è indicato come centro di primo livello. Analogamente a San Giovanni e Paolo di Venezia, la decisione, comunicata dall'assessore regionale alla sanità Emanuela Lanzarin e dal direttore generale Domenico Mantuan alla quinta commissione, è stata presa nonostante la mancanza di un'utenza superiore ai 300.000 abitanti in base alla specificità del territorio in cui si trova. La lontananza con l'hub di riferimento che è l'ospedale di Mestre, con un'unica viabilità percorribile che nei momenti estivi tutti noi sappiamo che è congestionata dal traffico e questo crea un disagio per gli utenti. E quindi la popolazione anche residente e l'incremento di turisti che può avere hanno inciso per il mantenimento di un ospedale di primo livello. Ferro attende comunque che quanto annunciato in commissione venga formalizzato e deliberato dalla giunta regionale, ma che le rivendicazioni avanzate sulla scia di quanto avvenuto anche a Venezia siano state recepite pone una seria ipoteca sul futuro della sanità a Chioggia. E le nuove schede ospedaliere entrano anche nel dibattito dei comuni che si apprestano ad andare al voto alle prossime elezioni amministrative di fine maggio, come Noale e Spinea. 17 su 17. Sulle nuove schede ospedaliere i primi cittadini del Comitato dei Sindaci Mirano Dolo si sono uniti in uno schieramento trasversale ma compatto a difesa degli ospedali di Dolo, Mirano e Noale, contrari, hanno detto, a tagli in un territorio che patisce già uno dei più bassi indici di posti letto per abitante e il futuro della sanità entra inevitabilmente nel dibattito elettorale dei comuni prossimi al voto amministrativo e dei loro candidati sindaco, a partire da Noale. Cosa è stato fatto in questi 5 anni per il futuro della nostra struttura ospedaliera? Non vogliamo più chiamarla ospedale, possiamo chiamarla in un altro modo, ma deve essere riempita di servizi per i cittadini. Non si può non partecipare alla conferenza dei sindaci, dove i comuni sono i maggiori azionisti, dove si mettono un sacco di soldi dei cittadini e poi dei criminali.
È vero, c'è la possibilità di recuperare ancora posizioni e dobbiamo farlo tutti insieme perché la sanità non ha colore politico, dobbiamo farlo per Noale, per riempire questa struttura importante, sarebbe un delitto abbandonarla così a se stessa. L'evolversi della situazione è seguito con molta attenzione anche dalla candidata sindaco del centrodestra di Spinea. È ovvio che ci si cercherà di capire come la struttura venga magari non diminuita e quindi con un depotenziamento di quelle che sono le capacità e i servizi, ma magari quello di sfruttare quello che può essere l'aspetto invece della specializzazione, e quindi magari il cittadino sarà più portato ad andare su realtà specializzate e quindi anche più vicino. Spinea, diciamo che siamo fortunati perché logisticamente siamo in una posizione piuttosto baricentrica rispetto, e quindi terremo sotto controllo la situazione e saremo qui per essere garanti dei servizi ai cittadini. La cronaca, trovata morta nella sua abitazione della Giudecca una 35enne veneziana, tra le più importanti imprenditrici internazionali specializzate nell'organizzazione di matrimoni e feste. Un lungo elenco di star internazionali per le quali aveva organizzato feste e matrimoni da favola, molti dei quali nella sua Venezia, e proprio nella sua abitazione della Giudecca, a soli 35 anni, Eleonora Rioda è stata trovata senza vita e senza apparenti ragioni per questo gesto estremo. Eleonora è quel che si dice tecnicamente una wedding planner, un'organizzatrice di matrimoni, una professione che aveva intrapreso fin da giovanissima e che l'aveva portata spesso all'estero per imparare e crescere. Era poi tornata a Venezia, aprendo una sua agenzia, affiancata da un team di sole donne, mettendo a disposizione dei clienti anche luoghi nascosti ma tra i più affascinanti della città lagunare. Tra chi si è affidato a lei in questi anni, molti attori e attrici di Hollywood, ma anche ricchi imprenditori e calciatori come lo spagnolo Alvaro Morata, che si è unito in matrimonio con una giovane mestrina nella Basilica del Redentore per festeggiare poi sull'Isola delle Rose. Sconvolti amici e familiari, vale la pena di ricordare sempre che quando si attraversa un periodo difficile si può contattare ad esempio il telefono amico al 199 284 284. E ora veniamo al caso dei risparmiatori delle banche popolari truffati. Dopo una serata di attesa il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al fondo di indennizzo risparmiatori. Ecco cosa prevede, salvo naturalmente ulteriori sorprese che in questa vicenda davvero non sono mai mancate. La politica come la vita è fatta di attimi. Quello di ieri a Roma, a Palazzo Chigi, è stato decisivo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al fondo indennizzo risparmiatori. Tutto come previsto l'8 aprile, quando il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno indicato la via del doppio binario. Risarcimenti diretti, senza arbitrato, per chiunque abbia un reddito inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Per chi è sopra questa soglia, arbitrato semplificato affidato a una commissione di 9 esperti istituita dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Arbitrato che comunque è necessario per distinguere chi è stato truffato e chi no. Una soluzione condivisa dalla larga maggioranza delle associazioni. Di Maio avrebbe voluto l'unanimità, avrebbe preferito evitare l'arbitrato anche per i redditi più alti e forse proprio per allargare la platea dei risparmiatori che hanno diritto a rimborsi quasi automatici è stata alzata l'asticella. Niente arbitrato, non fino ai 100.000 euro, ma fino a 200.000 euro di patrimonio mobiliare. Una modifica introdotta a sorpresa dal Consiglio dei Ministri, che adesso dovrà essere valutata dalla Commissione europea. Insomma, il rischio è di perdere altro tempo sulla linea calda Roma-Bruxelles. La Lega però non ammette altri rinvii e proprio per evitare incertezze il governo darà immediatamente corso agli indennizi automatici per i risparmiatori che rientrano nel vecchio parametro dei 100.000 euro di patrimonio mobiliare. Il decreto ora dovrà essere trasformato in legge entro 60 giorni. Dopo la raccolta delle domande potranno iniziare i rimborsi che prevedono un indennizzo del 30% del valore di acquisto dei titoli per gli ex azionisti delle banche popolari e del 95% per gli obbligazionisti. Il fondo, alimentato dai conti dormienti, vale 1,5 miliardi di euro, ma il documento di economia e
e Finanza intanto prevede di mettere in cassa 75 milioni di euro quest'anno, 325 milioni il prossimo e 425 nel 2021. Insomma, si parte. Questa notte 300.000 risparmiatori sono stati con il fiato sospeso. Ora possono tirare un sospiro di sollievo. Forse, speriamo, perché come dicevamo, la politica, come la vita, è fatta di attimi. Ed è un attimo vedere evaporare tutte le certezze. Basta una virgola fuori posto, uno zero che manca, una quisquiglia burocratica. Dunque, carta canta, vedere per credere. Ci fermiamo ora per qualche secondo, naturalmente rimanete con noi, torniamo davvero tra pochissimo. Ancora in diretta con il telegiornale di Antena 3 Venezia, ripartiamo dalla cronaca. Scoperte fatture false per 900.000 euro, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti e denunciato 5 persone. La Guardia di Finanza di San Donà di Piave ha sequestrato a un cittadino cinese, legale rappresentante di una società che opera nel settore delle lavanderie industriali, conti correnti, immobili e quote societarie per un valore complessivo di circa 600.000 euro, corrispondente all'ammontare delle imposte risultate evase. L'uomo infatti è indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'impresa in sostanza ha annotato nella propria contabilità costi per circa 900.000 euro, documentati da fatture emesse da 3 ditte individuali che in realtà erano del tutto inesistenti. 5 le persone denunciate, oltre al rappresentante legale della società, l'amministratore di fatto e i titolari delle 3 imprese che hanno emesso le fatture false. Ancora cronaca dal web, in questo caso Venezia Today che dà conto delle indagini sulla rapina avvenuta al Tronchetto, vittima colpita con una pistola. Gli investigatori si preparano a sentire il 60enne ancora ricoverato all'ospedale. L'episodio è di ieri al Tronchetto. Questo 60enne è stato colpito alla testa con il calcio della pistola, poi è stato derubato del trolley che conteneva decine di migliaia di euro. I carabinieri hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del parcheggio. In queste ore stanno analizzando per cercare di dare un'identità ai 2 rapinatori che martedì, come detto all'ora di pranzo, hanno derubato il 60enne veneziano che lavora nel settore dei trasporti. Dunque un episodio ancora tutto da chiarire. Da Roma la magistratura invia un medico per fare una perizia sullo stato di salute di un veneziano che per tutta risposta lo minaccia ripetutamente, che i carabinieri accompagnano quindi in carcere. Un veneziano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Spinea su disposizione della magistratura di Roma per molestie e minacce a un medico incaricato di effettuare una perizia sul suo stato di salute mentale. Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini avviate dalla denuncia del professionista romano nell'ambito di un processo per stalking nei confronti di una donna, a sua volta oggetto di decine di messaggi e mail contenenti minacce di morte dovute a uno stato di grave alterazione psicologica dell'indagato, riconosciuto affetto da un disturbo delirante. Il perito doveva appunto accertare lo stato di salute psicologica del 36enne, che era stato riconosciuto socialmente pericoloso, pur se assolto per l'episodio di stalking alla donna. Il tenore particolarmente crudo ed esplicito delle minacce nei confronti del professionista, ritenuto il colpevole unico dei suoi guai giudiziari, hanno convinto il giudice a emettere l'ordine di carcerazione con visita medica obbligatoria. Traffico molto intenso in A4 fin dalle prime ore di questa mattina, a congestionare ulteriormente la viabilità lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete. È stato un tamponamento fra 4 mezzi pesanti senza nessun ferito che si è verificato tra Lattisana e Portogruaro in direzione Venezia verso le 7:30. Uno dei camion trasportava granaglie e nell'impatto ha perso parte del carico. Sul posto il personale di Autovie, Polizia Stradale, i soccorsi meccanici. In quel tratto il traffico scorre lungo la corsia di sorpasso. Lunghe code si sono registrate tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro verso Venezia, rallentamenti come al solito di curiosi nella direzione opposta. Tra l'altro proprio in A4 un nuovo incidente si è verificato anche nel pomeriggio col tamponamento tra 2 mezzi pesanti tra Portogruaro e Lattisana in direzione di Trieste, un sinistro che non ha per fortuna provocato nessun ferito, ma è stato necessario chiudere il tratto e l'entrata di Portogruaro ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Portogruaro verso Trieste, situazione che fino a poche decine di minuti fa non era ancora stata risolta. Torniamo a parlare di baby gang a Venezia e a Mestre. Oggi un vertice in prefettura per fare il punto sulle indagini.
Obiettivo repressione delle baby gang. Al vertice del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Venezia hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine, della magistratura e della politica. Le baby gang che imperversano a Venezia e Mestre oramai hanno pochi segreti. Si tratta di più gruppi costituiti in prevalenza da minorenni, italiani e stranieri, accomunati, scrive la Prefettura, da manifestazioni di violenza apparentemente immotivata. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha chiesto provvedimenti tempestivi soprattutto nei confronti dei capogruppo. L'identificazione dei responsabili è peraltro già ad un livello molto approfondito che per i rappresentanti della magistratura potrebbe preludere anche a misure cautelari. Più controlli e sanzioni anche ai locali dove si servono alcolici a minorenni e si spaccia droga. 4 persone denunciate in stato di libertà e 4 invece arrestate per reati contro il patrimonio, 560 unità complessivamente impiegate, 231 servizi effettuati di vigilanza nelle stazioni, 15 treni scortati, 556 persone sospette identificate e 9 proposte di allontanamento inoltrate. Sono i risultati dell'intensificazione dei servizi nel periodo pasquale tesi a fronteggiare il prevedibile aumento del flusso di turisti che avrebbe interessato, come poi effettivamente è stato, le stazioni ferroviarie di Venezia, Santa Lucia e Mestre, e quindi richiamato anche borseggiatori pronti a cogliere la minima disattenzione dei vacanzieri per sottrarre loro bagagli e oggetti di valore. Questo quindi il bilancio dell'intensificazione dei servizi. In vista delle elezioni amministrative e politiche, cambiamo pagina, la Confartigianato ha proposto ai candidati la propria chiave di lettura del territorio veneto, punti deboli e preoccupazioni, ma anche certezze. Tra poche settimane il Veneto andrà al voto per il Parlamento europeo e in 321 comuni, il 57% del totale, si sceglierà anche il nuovo sindaco, e visto che il 41% della popolazione e il 45% delle aziende artigiane saranno coinvolte, la Confartigianato del Veneto ha pubblicato uno studio scientifico che presenterà tutti i candidati. Il quadro che emerge è quello di una regione con comuni sempre più piccoli, con abitanti sempre più anziani e con un territorio tra i più inquinati e cementificati d'Europa. Per questo occorre una programmazione di lungo periodo con servizi, infrastrutture e attenzione all'ambiente. Quello del calo demografico sicuramente è uno dei problemi più importanti. L'altro problema è quello della messa in comune di servizi. Abbiamo capito che la fusione fra comuni è una pratica estremamente difficile, perché questo poi comporterebbe la messa in comune di servizi, un aumento della qualità del servizio e un calo magari anche di costi. La popolazione si concentra intorno alle città, nei piccoli comuni invecchia e i giovani si allontanano. Cresce il ruolo centrale delle donne. Come facciamo a conciliare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un aumento della natalità? La risposta è: non c'è nessuna relazione. In Germania, in Danimarca, in Olanda c'è una maggiore fertilità e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, quindi si può fare. Ripartire dalla comunità per una crescita sostenibile, quindi la soluzione migliore è quella che preoccupa di meno. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera, subito dopo i nostri telegiornali, l'appuntamento con 20:10, ospite Amelia Fiorin, responsabile dell'ambulatorio del gioco d'azzardo dell'ULSS 2 di Treviso, con cui faremo il punto sul problematico fenomeno della ludopatia. A me non rimane che salutarvi a questo punto, lasciandovi alle previsioni del tempo per domani e augurandovi naturalmente per domani una buona giornata di festa. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La festa della liberazione sarà contraddistinta da un tempo ancora lievemente instabile su parte delle nostre regioni, ma vediamo dove saranno più probabili le piogge. Sul Veneto sarà più asciutto e anche soleggiato al mattino. Col passare delle ore però non si esclude qualche piovasco, dapprima solo sul Veronese e poi via via anche altrove, meno probabile tuttavia sui settori costieri. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra 17 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà per lo più soleggiato, salvo per una maggiore nuvolosità sul Pordenonese e sull'Udinese, dove sarà possibile anche qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime oscillanti tra 18 e 21 gradi.
E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige con tanto sole sui settori settentrionali, mentre su quelli meridionali avremo qualche precipitazione, ma in genere di debole intensità. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 21 e 22 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.